26 gennaio 1956, 26 gennaio 2026 torna la torcia olimpica a Cortina d'Ampezzo e infatti siamo qui in pieno centro a Cortina, vicino a Casa Veneto, che è la sede che sarà inaugurata della Regione Veneto, sarà inaugurata intorno alle 20, la sede operativa dedicata agli operatori dell'informazione e non solo, un po' la centrale operativa di questi Giochi Olimpici che inizieranno il 6 febbraio. C'è anche l'inaugurazione di due importanti gallerie, la variante di Tai di Cadore. A questa inaugurazione presente il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, oltre ovviamente al presidente del Veneto Alberto Stefani, che poi seguiranno il viaggio della fiamma olimpica che inizia alle 16 e passa attraverso i luoghi iconici delle Olimpiadi di Cortina. Si inizia con il trampolino mondiale di Zuelle per poi arrivare alla pista Olimpia delle Tofane, lo sliding center, lo stadio del ghiaccio, per poi arrivare in centro a Cortina a Largo delle Poste, dove appunto l'ultimo sedoforo accenderà il braciere. Un viaggio questo della fiamma olimpica, il 50° carico di significato, proprio perché si rifà alle Olimpiadi del 1956, lo ricordiamo Cortina è la seconda volta che ospita i giochi invernali, e tra i tedofori, che sapete sono sempre segreti fino all'ultimo momento, ci saranno alcuni campioni proprio del 1956. Per il momento da Cortina è tutto, ci rivediamo e risentiamo più tardi, grazie.